propulsione nucleare Truman sarà in rada nel Golfo di Trieste da sabato, un chiaro segnale di deterrenza alla Russia di Putin che presidia con la propria flotta le vie di accesso al Mar Nero. Allarme siccità, il governatore Zaia scrive una lettera a Draghi e al capo della protezione civile Curcio per chiedere lo stato di emergenza tra i bacini in maggiore difficoltà, il Po e l'Adige. Porti cinesi chiusi per l'emergenza Covid. In Veneto cresce la paura che le materie prime arrivino a rilento, bloccando la consegna dei lavori di migliaia di artigiani. Dopo la fiducia posta dal governo, il decreto energia è legge. Ci sarà meno burocrazia per accedere alle fonti rinnovabili e scatta anche la stretta sui condizionatori nel pubblico. Il Veneto resta nella squadra dirigente di Confindustria. L'imprenditrice trevigiana Katia Daros, nominata dal presidente nazionale Bonomi tra i 3 nuovi vicepresidenti dell'associazione al posto di Maria Cristina Piovesana. A Cesalto nel pomeriggio i funerali della sedicenne, morta nel tragico schianto a Salgareda una settimana fa, un corteo di moto in omaggio alla sua passione e palloncini bianchi per il commosso addio. Treviso aderisce come socio sostenitore alla Veneto Film Commission, la fondazione per la promozione regionale di produzioni nel territorio. Nuovi set in arrivo per il capoluogo della Marca. Ben ritrovati, eccoci in diretta edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3 e dunque la portaerei americana a propulsione nucleare Truman sarà in rada nel Golfo di Trieste a partire da sabato, evidente naturalmente il collegamento con la guerra in Ucraina. La portaerei americana USS Truman sarà in rada nel Golfo di Trieste a partire dalla giornata di sabato e dovrebbe trattenersi fino a mercoledì. La nave statunitense, ormai da 2 mesi in Adriatico, sta proseguendo il programma di esercitazioni, mentre in Ucraina continua la guerra dopo l'invasione della Russia di Putin. La Truman non può approdare in banchina per questioni di pescaggio, solo l'area destinata alle super portacontainer sul lato lungo del Molo VII potrebbe eventualmente ospitarla. Oltre a ciò va considerato che si tratta comunque di un'unità alimentata a propulsione nucleare. Parte dell'equipaggio verrà comunque fatto sbarcare a Trieste grazie a delle imbarcazioni civili che garantiranno il servizio navetta. In questi casi scatta una particolare procedura di sicurezza da parte della Marina Militare Italiana che sarà impegnata con alcune unità di supporto al Gigante del Mare. Previsto anche un tavolo tecnico alla prefettura di Trieste che coinvolgerà il comando militare del Nord Italia, oltre agli addetti della Capitaneria di Porto e le altre specialità dello scalo. La portaerei sarà formalmente in sosta tecnica operativa dopo aver completato un ciclo di esercitazioni fra il Basso Adriatico e lo Ionio, in cui le pattuglie di cacciabombardieri F-18 hanno eseguito una serie di impegnative giornate di addestramento in collaborazione con l'aviazione militare greca a poca distanza in termini di velocità d'approccio militare dallo spazio aereo del Mar Nero. È evidente, anche se non confermato da fonti militari, come questa presenza a Trieste rappresenti uno dei tasselli di quella logica di scudo di controllo e deterrenza stile guerra fredda allestito fra Europa e Mediterraneo in considerazione del conflitto russo-ucraino. La Truman fa parte di quello che viene definito un gruppo d'attacco degli Stati Uniti, in particolare il Carrier Strike Group 8, con al comando il contrammiraglio Kurt Renshaw, che oltre alla portaerei conta su altre 6 unità navali e 9 squadroni di velivoli. Lo scafo è una vera e propria città galleggiante, capace di ospitare 7.500 soldati, con 65 aerei ed elicotteri pronti a intervenire decollando da una pista di 330 metri sul mare. Le notizie apparse anche sulla stampa italiana pochi giorni fa documentavano le manovre della flotta di Mosca nel Mediterraneo che dopo aver superato Creta teneva sotto pressione le zone chiave per l'accesso al Mar Nero come il Mar Ionio. Ecco il perché dell'importanza strategica non solo della Truman ma pure delle altre unità navali militari attualmente dislocate in Adriatico. Parliamo ora di allarme e siccità. Il governatore Luca Zaia ha inviato oggi una lettera al premier Mario Draghi e al capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio, nella quale richiede di valutare la dichiarazione dello stato di emergenza finalizzata a ogni opportuna azione che possa definire le modalità di gestione sovraregionale della crisi idrica. Nella lettera il governatore fa riferimento a documentazioni in cui si rileva la condizione diffusa di sofferenza idrica e sottolinea come nel Veneto la situazione è tale che per un riequilibrio
riequilibrio del deficit accumulato fino a marzo sarebbe necessaria una precipitazione equivalente a 3 volte quella registrata nel mese successivo. Tra i bacini in maggiore difficoltà il Po e l'Adige. L'eventuale ordinanza regionale è sospesa in attesa di una valutazione del governo, della protezione civile e dell'autorità di bacino. Porti cinesi invece chiusi per l'emergenza Covid e cresce la paura in Veneto che le materie prime arrivino a rilento. Nel futuro del commercio veneziano si addensano nubi che arrivano dai porti cinesi. Centinaia di container pronti a salpare via mare per l'Italia e per Venezia sono bloccati al porto di Tianjin, uno dei più trafficati e dove è stato rilevato il primo caso della nuova variante Covid. Trasferimento così al porto di Shanghai, con un enorme intasamento che rischia di provocare allungamenti dei tempi e danni economici. Dal porto di Venezia va comunque detto che ufficialmente ci hanno comunicato che non ci sono conseguenze e ripercussioni per Venezia. Dal mondo degli artigiani arrivano però preoccupazioni per il futuro. Si vedevano segnali di ripresa nelle nostre imprese, ma la mancanza di materiali soprattutto e l'impossibilità di completare le consegne con la guerra hanno di nuovo rimesso il freno, diciamo, alla ripresa. In particolare la preoccupazione riguarda proprio i porti. Quello che soprattutto fa la differenza, a parte anche la guerra, soprattutto l'aumento dei costi dell'energia, ma quello che fa la differenza sono anche adesso il 40% di prodotti che chiaramente dipendiamo dalla Cina, arrivano dalla Cina. Ci sono i porti cinesi che sono bloccati e quindi non arriva materiale. Le imprese rischiano così di dover fare i conti con una nuova strozzatura delle esportazioni cinesi. Aumenti dell'energia e mancanza di materie prime, per noi che in Italia, nel nostro territorio, soprattutto in Veneto, trasformiamo tutto in maniera molto efficace, in maniera molto artigiana, è chiaro che diventa una dipendenza veramente importante. Le imprese dunque vogliono reagire, ma si chiedono come fare, alla luce delle difficoltà sanitarie, ma anche per la guerra in Ucraina. Le prossime settimane saranno decisive. E intanto il decreto energia è diventato legge oggi al Senato e per il senatore Dem Ferrazzi la strada intrapresa è quella giusta. Si abbattono i tempi, si fanno le cose perché si devono fare e quindi l'insieme e sono molti gli articoli perché si lavora sull'eolico, sul fotovoltaico, sul geotermico, sui sistemi di ricarica, sui sistemi di accumulo, sulle smart grid, cioè sulle reti intelligente. Meno burocrazia per accendere le fonti rinnovabili è questo per il senatore Dem Andrea Ferrazzi uno dei punti più qualificanti del decreto energia convertito finalmente in legge a Palazzo Madama, dove in mattinata è stata posta la fiducia, un provvedimento atteso che contiene anche le risorse per la rigenerazione urbana, partita che a inizio anno aveva mobilitato i comuni veneti. E poi circa 1 miliardo di euro, 905 milioni di euro per i comuni sopra i 15.000 abitanti che non erano stati finanziati nei progetti di rigenerazione urbana. Guardi, erano soprattutto i comuni del Veneto e in parte lombardi. Restano le questioni di fondo contenute anche nel DEF e che lo stesso Ferrazzi ha affrontato in aula, uno in particolare. L'aumento dei prezzi dell'energia non è collegato solamente alla crisi ucraina, era nato anche precedentemente, negli ultimi mesi del 2021, non c'è dubbio alcuno che sono in corso elementi fortemente speculativi. Speculazione a cui si può far fronte solo con un'azione di sistema. Autonomia e sicurezza energetica, scandisce Ferrazzi. Che vuol dire sicurezza geopolitica, per uscire dai ricatti. Perché è giusto uscire dal ricatto di Putin, ma non possiamo metterci nelle mani strutturalmente nel tempo dei ricatti di paesi come l'Angola, il Congo, l'Algeria e poi vediamo chi. Con la conversione delle scorse ore scatta anche la cosiddetta operazione termostato che parte dal 1 maggio. Negli uffici dei ministeri, negli enti locali e nelle scuole la temperatura dei condizionatori non potrà essere inferiore a 27 gradi con un margine di tolleranza di 2 gradi. Dunque nessun ufficio pubblico potrà avere una temperatura inferiore ai 25 gradi. Il Veneto e la Marca trevigiana restano nella squadra dirigente di Confindustria. La trevigiana Katia Daros è stata infatti nominata dal presidente nazionale Carlo Bonomi tra i 3 nuovi vicepresidenti dell'Associazione degli Industriali. All'amministratrice delegata dell'azienda Irinox di Corbanese di Tarzo andrà la delega all'ambiente, alla sostenibilità e alla cultura per il biennio 2022-2024. Il passaggio di consegna avviene tutto in Veneto e nel Trevigiano, visto che Daros prende il posto di Maria Cristina Piovesana.
l'elezione formale avverrà all'Assemblea dei Delegati il prossimo 27 maggio. Il caso politico è servito. Ieri la Commissione Affari Costituzionali alla Camera ha dato l'ok al testo base della riforma su Roma Capitale, mentre la partita sull'autonomia del Veneto sembra ancora ferma al palo. A Montecitorio è passata sul velluto con voto unanime, a Venezia si è aperto un dibattito senza esclusione di colpi. Sul banco degli imputati il sì unanime della Commissione Affari Costituzionali al testo base della riforma su Roma Capitale, provvedimento che attribuisce alla città eterna i poteri legislativi di una regione e relativi trasferimenti. Apriti cielo, il capogruppo leghista in Consiglio regionale suona la gran cassa. Nel mirino c'è soprattutto il PD che proprio la scorsa settimana a Padova ha presentato la sua controproposta in materia di autonomia del Veneto. La cosa che stride veramente è che a portare avanti questa riforma è quel PD che allora a Roma vuole portare a casa maggiori competenze e un riordinamento dal punto di vista amministrativo, mentre per il Veneto va a ridurre il numero di competenze che dobbiamo chiedere come regione da 23 a 7. La metà di quello che chiede l'Emilia-Romagna del governatore PD Bonaccini. Il terreno però è scivoloso. Il testo di legge su Roma Capitale, presentato da Forza Italia e PD, è stato votato anche dalla Lega, in particolare da Alberto Stefani, commissario del partito in Veneto. I Dem prendono la palla al balzo. C'è una forza politica come la Lega che mi pare un po' in confusione, che ha risposto alle nostre proposte sull'autonomia in maniera inadeguata e nervosa, e che ieri ha dato uno spettacolo di uno scontro interno. Tensioni interne che sembrano trasparire da alcune dichiarazioni mezzo stampa di un ex parlamentare leghista, il vicentino Paolo Franco, che parla di Lega finta barricadera a Venezia e accondiscendente a Roma. Parole forti che Villanova rispedisce al mittente. Visto che lui è stato in Parlamento, se non sbaglio, per 3 legislature da leghista, allora sarei io che dovrei chiedere a lui come mai non ha portato a casa il federalismo in tutti i mandati che ha fatto in Parlamento. Il fronte dell'autonomia del Veneto resta quindi bollente, nessuno vuole rimanere con il cerino in mano. Noi, contrariamente alla Lega, abbiamo indicando come uscire da una situazione di paralisi creata dalla Lega e dalle richieste fatte da Zaia. Non voglio accontentare quelli che vorrebbero farci stufare, farci stancare, prendendoci un po' con i tempi lunghi della palude romana. Ora un veloce break, torniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto, ripartiamo dalla cronaca. Prima delle prossime notizie, 2 novità battute, purtroppo 2 tragedie battute dall'agenzia in questi momenti, tutte e 2 a Verona. Un 54enne residente a Cerro Veronese è morto schiacciato nel pomeriggio dalla propria auto all'interno del garage della sua abitazione. Stava facendo dei lavori di manutenzione, il mezzo si è spostato e lo ha schiacciato contro ad un muro e non c'è stato nulla da fare. E poi sulla Gardesana un motociclista, sempre nel pomeriggio, di 43 anni, è morto dopo essersi scontrato con un'auto. Queste dunque 2 tragedie della strada, e oggi è stato il giorno nel Trevigiano invece dell'ultimo addio a Samantha, la sedicenne morta una settimana fa a Salgareda. Un corteo di moto ad accompagnare il feretro fino in chiesa, e al termine del funerale palloncini bianchi liberati in cielo. Così la comunità ha salutato appunto la sedicenne Samantha Renon, morta in sella alla sua moto, travolta anche lei da un'auto che le ha tagliato la strada. Gremita alla chiesa di Santa Maria di Campagna per il saluto alla sfortunata ragazza, a stringersi attorno ai genitori, alla famiglia, alla cittadinanza, alle istituzioni, i compagni di scuola e il gruppo di nuoto, il Gymnasium di Motta di Livenza. E sarà invece dedicata a Mattia Citton una borsa di studio destinata a un neolaureato di Borso per volontà dell'azienda dove il 23enne, morto anche lui in macchina, lavorava.
Si svolgerà sabato prossimo alle 9:30 nella chiesa parrocchiale di Semonzo di Borso del Grappa, dove viveva il funerale di Mattia Citton, il 23enne morto la sera di Pasquetta precipitando con la sua auto in una scarpata sui Colli Alti. Il giovane, dipendente dell'Edil Grappa di Borso, aveva trascorso la giornata con amici al rifugio Alpemadre al momento di rincasare. La tragedia, l'intera comunità è rimasta molto scossa dalla terribile notizia. Mattia era un ragazzo ben voluto da tutti, in paese e al lavoro, amante della montagna e degli sport all'aria aperta, molto attento e scrupoloso nello svolgimento delle mansioni che gli venivano affidate. Il titolare dell'azienda metalmeccanica per cui lavorava il 23enne, Paolo Mazzaro, ha deciso, d'accordo con il sindaco Flavio Dall'Agnol, di dedicare al compianto Mattia Citton una borsa di studio di 500 euro da destinare a sorteggio a uno dei 21 neolaureati premiati dall'amministrazione comunale il prossimo 1° maggio. Voltiamo pagina, polemiche e alta tensione in Consiglio Comunale a Venezia per la decisione dell'amministrazione di usare l'avanzo di bilancio e i fondi del PNRR per il Bosco dello Sport. Mutui che ci indebiteranno per 30 anni. Ogni anno più di 2000 persone vanno via da Venezia e Mestre, soprattutto perché non trovano più appartamenti ad un affitto che non sia turistico. Perché il Comune non restaura e assegna le centinaia di case pubbliche che sono vuote? Si apre così la lettera aperta al sindaco Brugnaro, sottoscritta da decine di associazioni del territorio, letta davanti a Ca' Farsetti, mentre il Consiglio Comunale discute il via libera a un nuovo stadio e un nuovo palazzetto dello sport a Tessera, un progetto da circa 300 milioni di euro di soldi pubblici, coperto con l'avanzo di bilancio del Comune e i fondi del PNRR. L'operazione è inutile, poi è anche illegale perché vogliono usare i fondi del piano della PNRR, che dice invece che quei soldi dovrebbero essere per le periferie degradate, quindi prendere dei edifici esistenti degradati da rimettere a posto. Nei giorni scorsi il gruppo consigliare Terra e Acqua di Marco Gasparinetti ha distribuito 2060 questionari in cui si chiedeva ai cittadini come avrebbero speso questi soldi. Stadio e Palasport hanno raccolto circa l'1% di preferenze. Davanti a Ca' Farsetti si protesta, ma i consigli comunali a Venezia sono ancora via internet e dentro la sala consigliare c'è solo un consigliere d'opposizione, Giovanni Andrea Martini, di Tutta la città insieme. Questi soldi, questi 300 milioni potevano essere spesi per risistemare tutto il patrimonio pubblico della città e poi i trasporti, cioè il problema grossissimo dei trasporti l'abbiamo visto in questi giorni pasquali, insomma è evidente che anche questo con questi soldi si sarebbe potuto risolvere. A seguire il consiglio dai propri uffici a Ca' Farsetti ci sono anche il vice sindaco con delega allo sport Andrea Tomaello, il gruppo del Partito Democratico e Sara Visman del Movimento 5 Stelle. Un piano così importante che secondo alcuni calcoli peserà circa 1.000 euro a testa ai cittadini di Venezia, secondo Visman doveva essere più condiviso. I cittadini hanno dato dei segnali ben precisi su quelle che sono le priorità per questa città e il fatto che non si ascolti va tutto a discapito di quello che può essere invece una vera rinascita e un vero utilizzo del PNRR nei bisogni dei cittadini. E ora Treviso che aderisce in qualità di socio sostenitore alla Veneto Film Commission. Dall'iconico Signore e Signori di Germi del 66 all'indimenticabile passeggiata ai Buranelli di Monica Vitti e Gigi Proietti in Gli ordini sono ordini di Giraldi nel 72 fino al recentissimo Di là dal fiume tra gli alberi sul periodo italiano di Hemingway. Treviso set naturale di film lo sarà sempre più con l'adesione della città alla Veneto Film Commission, fondazione che opera nell'ambito della promozione regionale per facilitare la realizzazione di produzioni audiovisive e cinematografiche. Come Regione del Veneto abbiamo fortemente voluto una Film Commission regionale, abbiamo destinato dei fondi alle produzioni cinematografiche e audiovisive perché siamo assolutamente convinti che questo è un settore che ha una rilevanza da un punto di vista occupazionale, di crescita economica e di promozione delle eccellenze del Veneto. Fondi per 10 milioni di euro stanziati nel primo settennato grazie a finanziamenti europei che verranno raddoppiati per i prossimi 7 anni, andando ad incrementare quella che è un'industria vera e propria, quella del
del cinema che genera occupazione, indotto, lavoro e turismo. La mission della Veneto Film Commission è l'attrazione di produzioni sul territorio e la promozione del Veneto attraverso la produzione audiovisiva, quindi rapporti internazionali e ovviamente anche nazionali, in collaborazione stretta con la Regione del Veneto, che ha una dotazione di un fondo di produzione che è uno strumento estremamente attrattivo, e questo è un po' la punta dell'iceberg in quello che facciamo, anche se è tanto, e poi c'è tutto un lavoro di coordinamento della filiera audiovisiva, di collaborazione, anche di formazione dei professionisti veneti. Per Treviso inizia un percorso di promozione e valorizzazione del territorio e ci sarà presto una nuova importante produzione che ha scelto la città come set. Solo nell'ultimo anno sono arrivate 2 produzioni importanti, una hollywoodiana, una del regista Lucini, molto importante. Vi do una piccola anticipazione perché a breve arriverà, non si può ancora svelare chi, ma un'altra produzione cinematografica molto importante in città, e questo vuol dire una crescita perché tutte le produzioni cercano poi comparse ma anche maestranze locali. Era l'ultimo servizio per questa edizione, grazie per averci seguito. Tra poco l'edizione di Venezia, ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione. Bentrovati al meteo. Perturbazione in transito, tempo molto variabile sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 22 aprile. Sul Veneto sarà spiccatamente instabile, come vediamo, con molti addensamenti nuvolosi e precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, più diffuse e significative nelle prime ore in pianura, ma in esaurimento un po' dappertutto entro la notte. Temperature minime stazionarie tra 8 e 11 gradi, massime in lieve calo tra i 13 e i 17 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo coperto con piogge moderate. Tenderanno a cessare su tutte le zone, specie verso sera. Su pianura e costa soffierà bora moderata. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime sui 14-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo precipitazioni diffuse per lo più deboli ma localmente anche moderate. Anche in questo caso migliora dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 9-11 gradi, massime sui 16-18 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione.